che ha un disperato bisogno di rilancio. Arzignano presenta le opere di compensazione in vista del bacino di laminazione delle rotte del Gua. Rotatori alla Madonnetta, opere di compensazione indispensabili prima che il cantiere del bacino di laminazione delle rotte del Gua parta a fine anno. Ad Arzignano protocollo d'intesa tra Comune, Provincia, Consorzio Alta Pianura Veneta e Regione Veneto. Si parte con la realizzazione della prima rotatoria, il cui costo è di 1.200.000 euro. Costantino Toniolo, presidente prima commissione, Regione Veneto. Nell'ambito poi del bilancio della Regione abbiamo destinato parecchie risorse economiche e finanziarie per la salvaguardia idraulica. È chiaro che poi anche dare risposte al territorio su delle opere di compensazione è altrettanto importante. Qui era partito uno studio quando io ero ancora assessore provinciale per risolvere questo nodo critico di accesso appunto al comune di Arzignano. Un accordo che di fatto segna la fine della fase preliminare e l'inizio di quella esecutiva. Ai nostri microfoni Giorgio Gentilini, sindaco di Arzignano. Sistemiamo la viabilità all'entrata di Arzignano in un contesto di compensazione per dare l'avvio poi alla sistemazione del bacino di compensazione laminazione delle rotte del Gua. È stato il laboratorio Hydrotech del Parco Scientifico di Trieste a verificare la tossicità